Fate attenzione perché ridefinire l'invecchiamento come malattia non è soltanto una sfumatura o una questione semantica. Se è una malattia, allora può essere trattata. Se può essere trattata, possiamo vendere un trattamento. E non è un caso che oggi l'interesse commerciale su questo settore sia più alto che mai. Aziende come Whoop, Levels o Tally Health vendono sensori, test del sangue, algoritmi che promettono di misurare la tua età biologica e aiutarti a invertirla. Peccato che oggi non esiste un consenso univoco su come definire il concetto di età biologica e su quali strumenti la possano misurare in maniera affidabile. Eppure l'idea rimane molto potente perché pensare che non esiste una data di scadenza sulla nostra testa e che tutto è ancora da definire in qualche modo è sicuramente una prospettiva allettante. Ma questa possibilità, come al solito, apre questioni molto più profonde. Se l'invecchiamento infatti è in parte modificabile, chi stabilirebbe i limiti per intervenire o peggio ancora per invertirlo?